La tonificante vittoria con la San Cataldese di domenica scorsa, ottenuta sul filo di lana, rilancia prepotentemente le velleità dell'Akragas, ma il destino vuole che proprio domani, mercoledì, le due sfidanti di domenica scorsa debbano sfidarsi nuovamente per il passaggio del turno di Coppa Italia ai quarti. Come si ricorderà, al Valentino Mazzola vinsero i padroni di casa che, ironia della sorte, riuscirono a giudicarsi il match d'andata in piena zona Cesarini. Due squadre a confronto che daranno vita ad un'altra sfida a distanza di qualche giorno e che faranno di tutto per superarsi. Servirebbe un'altra impresa ai ragazzi del tecnico Corrado Mutulo, che dovrà fare i conti con le solite defezioni e probabili e possibili ricadute. Ma domani pomeriggio si disputano anche altre gare di ritorno di Coppa Italia di Eccellenza. Quasi tutti i risultati tengono in bilico il passaggio ai quarti e ancora può succedere di tutto. Infatti lo scorso 3 ottobre non sono mancate le sorprese e le emozioni, come la sconfitta interna dell'attuale capolista in campionato il Dattilo, ad opera di un baldanzoso Castellammare per 2-3. Altra candidata al turno successivo, vale a dire il Geraci, non è andato al di là del pari sul campo di Cefalù. Per quanto riguarda le altre gare del girone B, qualificazione in tasca solo per il Paternò, che ha stravinto la gara esterna di andata con un roboante 2-6, mentre sono in bilico tutte le altre. Ma ricordiamo un po' quali sono stati i risultati dello scorso 3 ottobre. Cefalù Geraci 1-1, Dattilo Castellammare 2-3, Parmonvalle Oratorio San Giro e Giorgio 1-1, San Cataldese Acragas 1-0, Carlentina Atletico Catania 1-1, Rosolini Santa Croce 2-1, Giarres Sant'Agata 1-0, Pedara Paternò 2-6. La gara dell'Esteneto sarà diretta da Umberto Spedale di Palermo. Assistenti saranno Antonio Barone di Marsala e Pietro Fardella di Palermo.